Nell'ambito dei 16 giorni di attivismo del Soroptimist Club di Agrigento, con le iniziative di Orange on the World, adesso tappa a Racalmuto per illuminare i monumenti. Un bel momento, scusando con i giochi di parole, è visto anche il periodo di Natale. Sì, per noi è veramente un momento importante per il quale ringrazio l'amministrazione comunale con in testa il sindaco, l'assessore al ramo che tra l'altro è una donna e quindi molto sensibile, ma molto sensibile tutta l'amministrazione su una tematica che raggiunge Racalmuto, lo aveva già fatto l'anno scorso e ancora una volta ci dà la possibilità di colorare di arancione per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa tematica. Racalmuto è importante, è particolarmente importante. Proprio stamattina il colonnello Stingo diceva che la questione della violenza sulle donne è un fatto di cultura. Allora Racalmuto è importante perché è una città che ha un'eredità culturale importantissima e che parta anche da qui l'illuminazione dei nostri monumenti diventa un modo anche per dimostrare che in sinergia con le istituzioni possiamo veramente fare tanto per cambiare qualcosa che nella società deve essere cambiato. Il Comune di Racalmuto ha voluto essere sensibile a questa iniziativa del Soroptimist Club di Agrigento. Come amministrazione comunale abbiamo ben accolto questa iniziativa perché la riteniamo fondamentale per sensibilizzare la società contro il grave fenomeno della violenza sulle donne, perché è anche un modo di, diciamo in un certo senso, solidarizzare con quelle donne che hanno subito violenza e che continuano a subire violenza e infine costituisce un impegno civile per tutta la società contro ogni violenza di genere, perché sebbene molti diritti siano stati proclamati, in realtà occorre ancora lottare tanto per la loro affermazione, purtroppo ancora oggi le donne subiscono violenza, occorre quindi che le nuove generazioni in particolar modo siano educate al rispetto del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della nostra Costituzione, l'uguaglianza di fronte alla legge senza distinzione di sesso e inoltre al principio della non discriminazione contenuto tra i principi fondamentali della Carta dell'Unione Europea. Ecco quindi che benvengano queste iniziative anche perché dietro ogni femminicidio, dietro ogni violenza sulle donne c'è una duplice responsabilità. Una responsabilità individuale che riguarda chi ha commesso il reato, ma anche una responsabilità collettiva della società. Ed ecco quindi che bisogna sensibilizzare a partire dalla scuola, dalla famiglia, le nuove generazioni per combattere questo grave fenomeno della violenza sulle donne. Noi abbiamo accolto positivamente l'iniziativa dell'associazione perché riteniamo che il tema discusso è un tema che meriti attenzione. Il ruolo dell'amministrazione, simbolicamente illuminare un monumento, serve a porre maggiore attenzione su questo problema. Siamo nel 2022, un anno che diciamo, ci mette nelle condizioni di vedere molte conquiste fatte nel tempo, ma purtroppo ancora parliamo di un fenomeno che è così barbaro perché la violenza sulle donne, la violenza su queste nostre donne in periodi in cui ormai si parla di parità di diritti, di parità di doveri, di ruoli, è una cosa che ci porta indietro nel tempo. Le donne costituiscono una grande risorsa per l'umanità, sono le mamme, sono coloro le quali custodiscono la famiglia, mantengono le tradizioni, sono quelle persone che aiutano i nostri figli a crescere assieme anche ai maschi in una società che vede tutti alla pari. Trattare male le donne è trattare male se stessi. Le persone che fanno violenza alle donne sono persone che sicuramente hanno dei problemi psicologici che vanno attenzionati, vanno curati, vanno messe in grande rilievo perché non si può concepire
oggi, dicevo nel 2022, una società nella quale i diritti debbono essere calpestati, e da chi possibilmente a quelle donne ha dato figli, perché molte violenze si maturano all'interno dei nuclei familiari, e questo consente alle persone che vogliono fare violenza di mantenere l'anonimato sino al momento in cui magari succede la tragedia.